Cavarzo era molto vivace dal punto di vista economico, lo è ancora? Allora, sicuramente noi scontiamo purtroppo la crisi del tessile di fini anni 90-2000, dove ha visto un crollo radicale di quelle che erano le partite IVA che facevano ad esempio tessile e jeans. Cavarzo era la capitale mondiale nel jeans, un po' la crisi del tessile ha investito tutto. Diciamo che non c'è la frizzantezza e il brio che c'era nei fini anni 90, però insomma siamo soddisfatti che ci sia un tessuto industriale e artigianale molto importante e ovviamente noi cerchiamo di fare la nostra parte per rendere più agevole possibile l'inserimento di nuove attività produttive, cercando di trattenere i giovani, perché purtroppo non è un problema di Cavardere ma delle aree un po' rurali, c'è un allontanamento della fascia giovanile e un invecchiamento della popolazione media. Noi purtroppo a Cavardere abbiamo il tasso di anzianità più alto di tutta la città metropolitana di Venezia, quindi ogni 100 giovani under 25 ne abbiamo 340 over 65. È un dato che ci fa riflettere, che si deve fare degli investimenti anche dal punto di vista economico e sociale, però insomma noi ce la mettiamo tutta e ovviamente saremo gli ultimi a mollare.